Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. 73enne morto a Messina, convalidato il fermo del vicino di casa per l'omicidio a Fondo Saccà. Un altro uomo di 76 anni è un indagato con l'ipotesi di favoreggiamento. Secondo le accuse avrebbero inscenato il suicidio. Sempre a Messina, travolto da un muletto, muore un elettricista di 61 anni. La Sicilia si conferma tra le regioni con più alto numero di infortuni sul lavoro, oltre 15.000 in 7 mesi, 52 mortali. Palermo, dopo la feroce rissa a Sferracavallo, il capoluogo torna in piena emergenza sicurezza. Sindacati e società civile puntano il dito sulla facilità con cui anche i giovanissimi riescono ormai a impossessarsi di armi da fuoco. L'antimafia aprirà un fascicolo sulle presunte infiltrazioni mafiose negli stabilimenti balneari in regione. Lo ha annunciato comunicato il deputato regionale Lavardera, che aveva denunciato per primo la situazione a Mondello. Sanità, novità a Catania. Da domani l'ASP attiva percorsi prioritari per visite urgenti e brevi, garantendo l'accesso entro 3 o 10 giorni grazie a un nuovo modello organizzativo. Il sistema prevede fast track, numero verde CUP e back office dedicato per snellire le attese. Nel giorno del suo 75esimo compleanno, Renato Zero presenta il nuovo album con un pensiero rivolto alla Sicilia, dove si esibirà ad aprile e dice no al ponte sullo Stretto. Calcio è la settimana del derby Catania-Siracusa, che domenica Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro e in esclusiva. Bentrovati, in apertura andiamo a Messina perché è stato convalidato il fermo del vicino di casa per l'omicidio del 73enne a Fondo Saccà e c'è anche un nuovo indagato per favoreggiamento. Avevano inscenato un suicidio. Francesco Triolo. Un suicidio inscenato, quello del 73enne Mario Molinaro, trovato senza vita sabato scorso in una delle casette di Fondo Saccà a Messina. Almeno questa è l'ipotesi a cui sono arrivati gli investigatori dopo 2 giorni di indagini e interrogatori. Per la morte dell'uomo c'è un fermato, un vicino di casa, con l'accusa già formalizzata di omicidio, e c'è anche un altro indagato. Per lui c'è l'ipotesi del favoreggiamento. Il 73enne è stato trovato morto a quanto pare con una pompa in gomma avvolta più volte intorno al collo, e i sopralluoghi della polizia scientifica hanno fornito un quadro che alla PM Giorgia Spiri è parso sufficiente per delineare le responsabilità di 2 vicini di casa di Molinaro, entrambi iscritti nel registro degli indagati. Si tratta del 63enne catanese Maurizio Gravagna, l'uomo che nella giornata di sabato è stato sottoposto a un lungo interrogatorio in questura, e un altro indagato, il 76enne catanese Mario Refice, per favoreggiamento, ma per quest'ultimo però non è stato emesso al momento un provvedimento di fermo. Saranno le prossime ore ed ulteriori indagini ed interrogatori a chiarire il momento dell'omicidio, forse un giro di piccoli prestiti tra i residenti, ipotizzano gli inquirenti. Le case di Fondo Saccà, un tempo baraccopoli, da anni vedono un piano di rigenerazione urbana con progetti pilota di recupero per soggetti che hanno avuto problemi con la giustizia o soffrono di disturbi mentali e sono in cura. Una donna di 57 anni è precipitata dal balcone del secondo piano di una palazzina di Mascali a Giarre, nel Catanese, rimanendo gravemente ferita. Sarebbe caduta dopo aver perso l'equilibrio mentre era su una scala a forbice sulla quale era salita per pulire i vetri dell'abitazione. È stata trasportata con l'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, dove è entrata in codice rosso. Le sue condizioni pare siano gravissime. Andiamo a Messina, travolto da un muletto, muore un elettricista di 61 anni. Sale così purtroppo il numero già altissimo degli incidenti sul lavoro in Sicilia, 52 quelli mortali negli ultimi 7 mesi. Adelaide Barbagallo. L'impianto è chiuso, di colpo l'intera area è piombata in un silenzio spettrale. La tragedia è avvenuta qui a Messina, frazione Larderia. A perdere la vita Raimondo Mamone, un elettricista di 61 anni, mentre stava facendo alcuni lavori di ammodernamento in questa azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti. Secondo la ricostruzione della polizia, l'uomo, stimato professionista, titolare di una ditta individuale, è stato travolto da un muletto. Chi lo guidava non si è accorto della sua presenza. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Quando in uno stesso cantiere ci sono più ditte impegnate, la legge prevede che venga stilato un documento di valutazione rischi. Anche l'esistenza o meno di questa attestazione verrà valutata dagli inquirenti.
Gli incidenti sul lavoro sono un dramma, una piaga con numeri altissimi in Sicilia, difficile da debellare. In appena 7 mesi, da gennaio a luglio, oltre 15.000 gli infortuni con persone ferite più o meno gravemente. In testa alla triste classifica Catania con oltre 4.000 infortuni e Palermo con oltre 3.000. Gli incidenti mortali sono 51, che adesso salgono a 52. Solamente a Palermo 13, a Catania 12, seguita da Siracusa, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Trapani. Ma quali motivi che fanno registrare in Sicilia numeri così alti? Lo abbiamo chiesto al segretario generale della CGIL. Noi siamo in presenza di un mercato del lavoro molto fragile e in cui vi è una forte correlazione tra lavoro precario e infortuni. E poi abbiamo una carenza di ispettori sul lavoro, ormai sono rimasti poco più di 70 ispettori sul lavoro rispetto ai 400 che sono previsti in organico. Altro grande problema, dice il sindacato, è l'eccessivo ricorso al subappalto, alle esternalizzazioni e agli affidamenti. La feroce rissa di Sferracavallo a Palermo torna ad accendere l'allarme sicurezza in città. I residenti puntano il dito anche contro la chiesa. Mentre scappavamo, dicono, e cercavamo rifugio, ci hanno chiuso le porte. La replica del parroco era un momento di grande caos. Sentiamo Marco Gullà. I fuochi d'artificio hanno calato il sipario sulla festa di Sferracavallo a Palermo, una festa rovinata dalla rissa scoppiata domenica sera e che ha portato al ferimento di alcuni giovani e di una donna incinta colpita di striscio da un proiettile. Sparatoria che però sarebbe avvenuta in un altro quartiere di Palermo, la Marinella, e non a Sferracavallo, durante la celebrazione di San Cosme e Damiano, protettori della borgata. Poco cambia, ancora una volta la violenza e le armi vengono sfoderate come giocattoli da chi vive la realtà come fosse una serie TV. E c'è chi a Sferracavallo dice: mentre tutti scappavamo e cercavamo rifugio, la chiesa ha chiuso le porte per non farci entrare. Evidentemente proprio in quel momento così concitato è chiaro che non c'era più l'autocontrollo, si correva a destra e a manca. Tra l'altro le forze dell'ordine ci hanno detto anche di non aprire la chiesa, di evitare rischi perché questi qua non sapevano dove stavano, insomma. La feroce rissa di Sferracavallo accende nuovamente la spia sull'emergenza sicurezza a Palermo. Sindacati e non solo alzano nuovamente la voce sulla facilità di reperire armi da parte dei giovanissimi. E poi, ancora una volta, la poca presenza delle forze dell'ordine, un po' come è successo a Monreale 5 mesi fa. Perché in una festa con oltre 10.000 persone, nonostante le svariate richieste di associazioni residenti, c'erano pochissimi poliziotti presenti? L'antimafia regionale aprirà un fascicolo sulle presunte infiltrazioni mafiose negli stabilimenti balneari. Lo ha comunicato il deputato Lavardera, perdonatemi, che aveva denunciato per primo la situazione. Sentiamo il servizio di Roberta Lunghi. Il faro dell'antimafia regionale sulle presunte infiltrazioni mafiose nella gestione di uno stabilimento balneare in concessione demaniale a Mondello, denunciate da Ismaele Lavardera, deputato regionale e leader di Controcorrente, sfocia nell'apertura formale di un'inchiesta a tutto tondo sui lidi dell'isola. Lo comunica in una nota Lavardera, subito dopo l'audizione in commissione presieduta da Antonello Cracolici. Il deputato si dice soddisfatto perché rassicurato sul fatto che la battaglia che sembrava solo sua, oggi invece alla luce dell'audizione diventa anche quella dell'antimafia. Il tutto nelle ore seguenti, la denuncia di Lavardera alla polizia dopo la minaccia ricevuta attraverso un messaggio inviato a Giuseppe Piraino, imprenditore di Palermo, che ha denunciato il pizzo e fatto arrestare alcuni mafiosi di Borgo Vecchio. Tu e Lavardera dovete morire, era il testo del messaggio. In una nota il presidente Cracolici comunica la decisione di convocare il dirigente generale del Dipartimento Ambiente della Regione, Calogero Beringhelli, perché riferisca sulle procedure di assegnazione delle concessioni balneari. A Palermo concessi gli arresti domiciliari ai 2 protagonisti del nuovo scandalo che ha coinvolto l'azienda sanitaria. Lupo e Cerrito hanno ammesso i regali ma negano che possano essere definite tangenti, come ci spiega Maglio Viola.
Sono stati convalidati gli arresti in flagranza di Mario Lupo e Francesco Cerrito, rispettivamente commercialista rappresentante delle associazioni di assistenza Samot e Adi24 e dirigente dell'ASP di Palermo. Ad entrambi però, contrariamente alla richiesta dei pubblici ministeri, sono stati concessi gli arresti domiciliari. Questo perché Lupo si è immediatamente dimesso da ogni incarico nelle due società ed entrambi hanno ammesso i regali contestati. Lupo e Cerrito sono stati arrestati mentre il commercialista consegnava al funzionario dell'ASP una bomboniera all'interno della quale c'erano nascosti 2.000 euro in contanti. Lo stesso Lupo ha ammesso di aver fatto regali in denaro per 5 o 6 volte per ringraziare Cerrito per la puntualità dei pagamenti. Cerrito a sua volta ha ammesso i regali, ma negando che si tratti di tangenti e sostenendo che tutti i mandati di pagamento sono regolari. Per Cerrito le regalie sono legittime anche in base al regolamento dell'azienda sanitaria, che ammette appunto i regali in occasione di feste e ricorrenze, ma i regali stessi ammessi sono di piccola entità e mai in contanti. Per l'accusa invece non solo le tangenti vanno ben oltre i regali ammessi, ma ci sarebbe la prova di un patto corruttivo. Lupo e Cerrito sono seguiti e intercettati da un anno dalla squadra mobile di Palermo, che è in possesso di telefonate nelle quali il funzionario avverte di controlli in arrivo o irregolarità riscontrate da sanare prima della contestazione. Ma fra ammissioni e dimissioni per il GIP sono comunque venuto meno le esigenze di custodia cautelare in carcere. E ci sono delle novità per quanto riguarda l'ASP di Catania, perché a partire da domani i cittadini con ricette a priorità urgente e breve potranno accedere più rapidamente alle prestazioni sanitarie grazie a percorsi preferenziali attivati appunto dall'ASP di Catania su indicazione dell'assessorato regionale alla salute. Ci spiega tutto Simona Mazzona. Con il mese di ottobre arriva una novità in tema di sanità. I cittadini con ricette a priorità urgente e breve potranno accedere più rapidamente alle prestazioni sanitarie grazie a un nuovo modello organizzativo aziendale. L'ASP di Catania ha infatti attivato percorsi preferenziali per snellire le liste di attesa, entro 3 giorni per le urgenze ed entro 10 per le prestazioni brevi. Per le urgenze i cittadini potranno continuare a rivolgersi direttamente agli ambulatori attraverso un percorso preferenziale definito fast track. Sarà possibile contattare anche il numero verde del CUP, il centro unico di prenotazione. Stesso numero per le prestazioni con priorità B. A rispondere sarà un operatore incaricato di fissare l'appuntamento entro i tempi previsti e verificare l'appropriatezza della prescrizione. L'azienda ha anche istituito un back office dedicato a supporto della gestione dei flussi e delle attività di prenotazione. Sul sito dell'ASP di Catania è disponibile l'elenco aggiornato dei punti aziendali che si occupano del servizio. Un nuovo sistema, così come prevede la circolare dell'assessorato regionale alla sanità, che istituisce percorsi dedicati per tutti i pazienti con prescrizioni prioritarie, assicurando rapidità ed equità di accesso. Al momento, fa sapere l'azienda Etnea, non sarà possibile utilizzare la piattaforma ASP con te. Il meteo adesso, allerta gialla domani per condizioni meteo avverse sulla Sicilia, sull'isola. Sono previste precipitazioni sparse a carattere di rovescio temporale. Le temperature saranno in sensibile calo, i venti molto forti e i mari molto mossi. Andiamo a Siracusa. Come nelle piazze di molte città ci sono sit-in permanenti pro Gaza, attivisti pronti ad occupare le piazze in caso di attacchi alla missione Flottiglia. Francesco Loi. In piazza Archimede a Siracusa c'è uno dei presidi permanenti a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flottiglia. Proprio in queste ore, come si legge in questo post, la missione entra nella fase più critica. Le 46 barche a vela sono ormai vicinissime alla zona considerata più a rischio. Chiedono il nostro supporto perché quando noi ci siamo lasciati ci siamo promessi che noi saremmo stati la loro prosecuzione in terra. Noi siamo la flottiglia di terra. Israele lo ha detto, non sarà permesso a nessuno di forzare il blocco navale, ma la flottiglia vuole andare verso la striscia di Gaza. Se ci sarà un attacco noi siamo pronti a effettuare le occupazioni delle piazze, ma tutto sempre in modo pacifico e rispettando quelli che sono i confini delle nostre libertà. Adesso la missione è protetta dalla Marina Militare Italiana, ma arrivati tra le 100 e le 120 miglia nautiche dalla striscia, la fregata Alpino si dovrà fermare. Da Palazzo Chigi il ministro della Difesa Crosetto ha detto: temo incidenti, firmerei se venissero solo arrestati.
Luci sulla Palestina, 100 ospedali per Gaza giovedì in tutto il paese. Gli ospedali, 180 quelli che hanno aderito sino ad oggi, si illumineranno alle 21 grazie a torce, candele o semplici cellulari, e decine di migliaia di operatori e sanitari ricorderanno i nomi dei 1677 colleghi e colleghe uccisi a Gaza in una lettura a staffetta nazionale. A promuovere l'iniziativa il personale sanitario delle reti digiuno Gaza e Sanitari per Gaza, che chiede che il governo italiano faccia pressione su Israele e interrompa accordi e forniture. Il presidente della Trapani Shark, Antonini, non vuole che la sua squadra vada a giocare la sfida di Champions di basket con una rivale in particolare, Israele. Sentiamo Cammarasana. Credo che quanto stia succedendo a Gaza non abbia precedenti e noi da sportivi non possiamo incontrare le squadre israeliane. Così come è stato fatto per le squadre russe, anche quelle israeliane pertanto devono essere escluse dalle competizioni europee. La richiesta annunciata dal presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, per certi versi dirompente e appoggiata, sembra, da altre società italiane di Serie A, sta costringendo in queste ore ad una riflessione la Federazione Internazionale di Pallacanestro. Se dovesse essere accolta, verrebbero ad essere modificati i calendari già definiti di Eurolega e Basketball Champions League. A quest'ultima competizione parteciperà per la prima volta la Trapani Shark, classificatasi seconda nella semifinale scudetto della scorsa stagione. La squadra siciliana dovrebbe incontrare in trasferta il 28 ottobre gli israeliani del Bnei Herzliya, ma a questo punto rimane tutto in sospeso. Antonini comunque sembra deciso a non mandare la squadra a Granata in Israele. Cambiamo adesso decisamente argomento, parliamo di musica, perché nel giorno del suo 75esimo compleanno Renato Zero presenta il nuovo album all'insegna di un pensiero rivolto anche verso la Sicilia, meta in aprile del suo tour, ribadendo la sua contrarietà al ponte sullo stretto. Roberto Lunghi. Cercami come, quando e dove vuoi, cercami, è più facile che mai. I suoi 75 debutti, li chiama così i suoi anni Renato Zero, anche oggi nel giorno del suo compleanno. La sua vita, uno spettacolo continuo, un accendersi di lucine ondeggianti in uno spazio immenso, sempre pieno di gente che lo ama e lo canta. Sono tempi difficili, di guerra e instabilità, accanto alla libertà di essere, di amare, di scegliere. Lo dice Renato alla presentazione teatrale dell'album in uscita L'Ora Zero, con lo sguardo di certo volto alla Sicilia, meta conclusiva del nuovo tour. Il pensiero all'isola rinnova il suo cocente no all'idea del ponte sullo stretto. Hanno soffocato la sorpresa, la meraviglia, la storia, la imperturbabilità di un paesaggio che non vuole altro che esibirsi naturalmente con tutta la sua bellezza. Così appena un anno fa, e proprio ieri lo ha ribadito. Spero che non venga fatto, ha detto. Di certo il suo attraversamento in mare per le 2 date messinesi al Palare Scifina al momento è garantito. Il 15 e 16 aprile il pubblico siciliano dunque si prepari a un nuovo abbraccio. E sicuramente sarà molto caloroso. Noi ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. Il Catania oggi riposa, ma l'attenzione è già tutta al derby con il Siracusa. Non riposa invece la redazione di Telecolor, che sta preparando la prossima grande produzione, la partita di domenica in diretta, in chiaro e gratuita per tutti i tifosi siciliani. Sentiamo tutti i dettagli da Francesco Triolo.
Una boccata d'ossigeno prima di ripartire. Il Catania riposa. Lo fa oggi dopo essersi allenato ieri a Bari prima di rientrare dalla trasferta di Cerignola. 24 ore di stop per riprendere fiato ed energie, anche mentali. Lo staff medico e quello tecnico contano di recuperare pienamente Donnarumma. C'è il derby contro il Siracusa all'orizzonte e poi Giuliano fuori casa, le 2 gare interne contro Benevento e Salernitana. Qui si dovrebbe decidere in buona parte il destino del Catania, impegnato nella rincorsa verso la testa della classifica. Insomma, buona parte del prossimo cammino dei rossazzurri si decide proprio in queste settimane. L'obiettivo è quello di avvicinarsi in alto ed impedire che possano fuggire sia Salernitana che Benevento. Così anche la spinta del Massimino diventa fondamentale. Un'attesa che cresce anche in vista di domenica. La prevendita è partita ieri pomeriggio ed è già a buon ritmo, ed è partita anche la preparazione di Telecolor in vista del derby, che è sempre una partita speciale e quindi merita uno speciale. La nostra emittente esclusivista TV del Catania, aggiudicataria del pacchetto dirette differite e sintesi, ha deciso di regalare a tutti i tifosi etnei un'altra grande produzione, la diretta in chiaro gratuita della sfida con il Siracusa, in programma domenica alle 14:30. La redazione sportiva proporrà una versione maxi di diretta stadio, 4 ore di trasmissione a partire dalle 13:30 con la presentazione della partita, le formazioni ufficiali e le voci dei protagonisti. Poco prima del calcio d'inizio, il racconto live dei 90 minuti con l'analisi dei casi arbitrali e le interviste flash a fine primo tempo e al triplice fischio. E infine un ricco post gara con risultati, classifiche e le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. Ancora una breve pausa, torniamo tra poco. Di nuovo in studio, prima di chiudere, ancora una notizia, perché c'è il via libera dell'Ars al disegno di legge sulla formazione professionale con 32 voti favorevoli e 22 astenuti. Una legge che, modificando la numero 23 del 2019, prevede che il sistema formativo regionale sia orientato a promuovere l'introduzione di sistemi premiali e meccanismi volti ad incoraggiare un maggiore coinvolgimento accreditati in attività progettuali e formative che prevedano il coinvolgimento di soggetti privati. La mancata approvazione della norma avrebbe comportato per l'Italia la perdita di 100 milioni di euro di fondi del PNRR. Non ci sono dunque ulteriori notizie per questa edizione. È tutto, io vi lascio a barzellette e a seguire a Sicilia Cabaret. Grazie per essere stati con noi e una buona serata con Antenna Sicilia.